Ich bin von zu Hause weg mit 14,5 Jahren schon. Sono andato via da casa mia a 14 anni e mezzo. Era il 1942. Era novembre, la fine di novembre. Le truppe russe avevano fatto breccia ed erano dilagate nell'ansa del Don, nella ex Unione Sovietica, ed avevano accerchiato la Stalingrader Deutsche Armee. E quando hanno sparato, molti sono scappati di lì. Sono scappati da soli, senza attendere gli ordini. Molti sono scappati con la moglie e i figli, con i carri. Le auto a quell'epoca erano state confiscate tutte e i più poveri se ne sono andati via addirittura a cavallo. Le truppe erano così confuse che nessuno sapeva cosa fare e i comandanti non facevano altro che mandarci verso ovest. Allora noi eravamo già dalla parte dei tedeschi, che si stavano ritirando in direzione di Melitopol, in Ucraina. Stavano andando verso Kherson, che adesso appartiene al territorio ucraino. E le cose sono andate avanti così. Avevano già bloccato tutto. Siamo andati avanti così finché siamo arrivati a Melitopol, presso Kherson. Odessa è più lontana, è già vicino al mare. Poi abbiamo passato il fiume Bug e siamo giunti in Bessarabia, in Bucovina, si chiama così. Da lì siamo passati in Romania e poi ci hanno mandato in Cecoslovacchia. Lì ci siamo ricongiunti con unità cosacche che provenivano dal nord ed erano già, da qualche parte, dalla parte dei tedeschi. Nel mio gruppo c'erano soprattutto civili, come posso spiegarmi? Era gente con la famiglia, con tutta la famiglia. E sapete come ci si muoveva allora? Non erano tragitti normali, ma si facevano 15-20 chilometri al giorno. In Cecoslovacchia sono arrivate unità dalla Polonia. C'erano anche soldati russi finiti in campo di prigionia e da lì siamo passati in Ungheria. Poi attraverso Vienna, Klagenfurt e Arnoldstein siamo arrivati a Tolmezzo, la stazione Carnia. Arnoldstein siamo nach Tolmezzo come, stazione Carnia. Questa testimonianza, a parlare è un cosacco che vuole rimanere in incognito, riguarda una vicenda dolorosa e occultata che inizia in Carnia nell'estate del 1944 e ha il suo epilogo in Austria nel giugno del 1945. È una piccola vicenda sullo sfondo della Seconda Guerra Mondiale. Mondiale come nessun conflitto è mai stato, perché vi hanno partecipato uomini provenienti da tutti i continenti e perché le operazioni militari, condotte con un'intensità senza precedenti in terra, nei cieli e per mare, hanno avuto come teatro il mondo intero. Mondiale e totale, perché ha coinvolto immediatamente e tragicamente, oltre ai combattenti, la popolazione civile. Le città sono state sottoposte a bombardamenti sistematici. Territori vastissimi sono stati occupati e devastati, dando luogo a deportazioni ed emigrazioni di massa. Più di 1 miliardo di persone, chiamate a supportare lo sforzo bellico direttamente nei combattimenti e lavorando alle industrie di guerra, sono state anche coinvolte come mai prima di allora nel conflitto ideologico che divideva il mondo e che riguardava soprattutto i paesi governati dalle dittature. Nella prima metà del Novecento, i regimi totalitari, il nazismo, i fascismi, la dittatura sovietica, si mantenevano al potere non solo con la forza delle loro polizie, ma anche per la convinzione, instillata nelle menti e nelle coscienze dei cittadini, di essere chiamati ad una insostituibile funzione storica. Questo spiega il largo consenso che quei regimi dittatoriali hanno riscosso presso le proprie popolazioni, consenso tenuto costantemente desto dalla minaccia militare rappresentata dalle altre nazioni e che ha raggiunto livelli di adesione totale allo scoppio del conflitto. La vicenda che raccontiamo è comprensibile solo tenendo presente questo tragico contesto. La guerra inizia nel settembre del 1939, con l'attacco tedesco alla Polonia, che viene annientata in meno di un mese. Hitler prosegue invadendo l'Olanda e il Belgio per arrivare in Francia. L'esercito francese cede in un sol colpo, permettendo l'occupazione di Parigi.
La sola Inghilterra, sottoposta a bombardamenti massicci ed assillanti, resiste alla Germania nazista e ai suoi alleati, fra i quali c'è l'Italia, che è entrata in guerra nel giugno del 1940. Frattanto anche l'Unione Sovietica, legata da un patto di non aggressione al Reich, consegue importanti successi militari. Fino alla metà del 1941 sembra che le dittature abbiano riportato una vittoria schiacciante in tutta Europa. È Hitler a dare una brusca e improvvisa svolta alla situazione, sferrando nel giugno del 41 un attacco a sorpresa contro l'Unione Sovietica. La campagna, denominata Barbarossa, ha inizialmente esito favorevole per la Germania. L'Armata Rossa, di cui Stalin aveva decapitato gli stati maggiori nelle purghe del 1937, si trova del tutto impreparata a fronteggiare la ferratissima macchina bellica nazista. Nei primi mesi della campagna, 1,5 milioni di uomini di un esercito allo sbando si arrendono alle truppe tedesche. Finiranno nei campi di lavoro in Germania, tormentati, perseguitati dalla consapevolezza, se fossero stati liberati e rimpatriati, di essere passati per le armi. Nell'ex Unione Sovietica, infatti, i soldati che cadevano prigionieri erano equiparati a traditori. Terrorizzati da questa infausta prospettiva, molti diverranno collaborazionisti armati della Wehrmacht. Una parte dei cosacchi che hanno invaso la Carnia ha quest'origine. L'offensiva tedesca in Unione Sovietica, facendo terra bruciata al proprio passaggio, arriva fino a Mosca. La capitale della Russia è sottoposta a un duro assedio. Mentre l'esercito si riordina sotto la guida del generale Georgy Zhukov, Stalin fa appello al clero ortodosso, ai soldati, alla gente russa. Una popolazione intirizzita e affamata si mobilita coraggiosamente in difesa della propria città santa. Dopo 20 giorni di assedio, la notte del 5 dicembre, una notte chiarissima di luna, la temperatura si abbassa repentinamente. I tedeschi, che per quanto riguarda l'eleganza delle divise andavano superbi, sono assolutamente impreparati al gelo dei 40 gradi sotto zero. Con i mantelli di panno, gli stivali chiodati, i guanti di lana e le mani irrigidite al punto da non riuscire a maneggiare le armi, vengono travolti dalla controffensiva russa e costretti alla ritirata. Nel frattempo, Inghilterra e Unione Sovietica concludono un accordo di alleanza. I nuovi assetti politici comportano spericolati dietrofronti ideologici. Le potenze occidentali, che la propaganda sovietica aveva definito fino ad allora paesi imperialisti, primi responsabili del conflitto, diventano ora nazioni in lotta per la propria indipendenza e in difesa delle libertà democratiche contro la reazione fascista. Il cambio di alleanza è santificato con il rito. 1 maggio 1941 nella Piazza Rossa. Ospiti cobelligeranti sono gli ufficiali della Wehrmacht, solenni con il monocolo. 1 maggio dell'anno dopo. Gli alleati sono ricercati inglesi con il frustino e ufficiali americani molto informali. Una nuova offensiva dell'esercito del Reich al territorio russo meridionale si conclude con la battaglia di Stalingrado e la rovinosa ritirata tedesca del febbraio 43. In occasione di questa battaglia, leggendaria perché segna il rovesciamento delle sorti del conflitto, il nostro testimone, assieme ad altri cosacchi, nativi come lui della zona del Basso Don, del Basso Volga e del Caspio, si unisce ai tedeschi. Perseguitati dalle megalomani operazioni di ingegneria demografica del regime sovietico, che prevedevano epocali trasferimenti dalle campagne alle città o dal sud alle zone spopolate del grande nord russo, i cosacchi sono stati sottoposti a spietate repressioni fin dai primi anni della dittatura bolscevica. Su questo sfondo matura la loro odiosa e straziante alleanza con Hitler e la dittatura nazista. I tedeschi hanno promesso loro, in cambio della collaborazione, una patria cosacca, una Kosakenland. È questa la ragione per cui a spostarsi non sono solo gli uomini che portano le armi, ma un intero contesto etnico, famiglie e popolazione civile.
Comincia così la loro lunga traversata dell'Europa, che, accompagnando la ritirata della Wehrmacht, insegue i confini di questa terra promessa, continuamente spostati a seconda delle necessità belliche dei tedeschi. Nell'estate del 44, e siamo nell'ultimo anno di guerra, il luogo della Kosakenland viene identificato in Carnia. La Carnia è parte di quel territorio che è appartenuto all'impero asburgico e pertanto nei piani di Hitler dovrà essere annesso al Reich, l'Adriatisches Küstenland. Un'occupazione della zona è quanto mai opportuna anche in considerazione della forza del movimento partigiano del Friuli. A questo fine, alcune migliaia di combattenti di origine caucasica, appartenenti a qualche decina di gruppi etnici, identificati in modo semplificato come cosacchi, con al seguito altrettanti civili, vengono letteralmente scodellati in Carnia. Scodellati perché arrivano all'improvviso, con le tradotte militari ma anche a cavallo e con i loro carretti, senza rifornimenti e con scarso appoggio logistico. A seguito di questo primo insediamento, gli arrivi di gente originaria del sud della Russia continuano alla spicciolata, ancora nell'inverno dell'ultimo anno di guerra. Sono cosacchi, ma anche ucraini e georgiani, sopravvissuti alle carestie provocate da Stalin a partire dal 1933 per vincere le ultime resistenze contadine alla collettivizzazione delle terre. Oppure sono ex funzionari zaristi con i familiari che Hitler ha liberato dagli internamenti. Sono nato il 9 marzo del 1927 in Ucraina, a nord-ovest di Odessa. I miei antenati da parte di madre erano di origine tedesca. Sono emigrati in Ucraina nel 1887. Nel 1941 è arrivata, per così dire, la guerra. I tedeschi hanno occupato il paese. Eravamo contadini, abbiamo continuato a fare il nostro lavoro. Nel 1944 i tedeschi sono tornati, ci hanno fatto raccogliere le nostre cose e siamo partiti. Per 3 mesi ci siamo spostati di villaggio in villaggio. Avevo 17 anni. L'8 giugno siamo arrivati in Polonia, ci hanno sparpagliato nei villaggi e poi siamo stati arruolati, chi nella Wehrmacht e chi a svolgere i lavori forzati. Inizialmente ero capitato a fare i lavori forzati, poi sono passato nella Wehrmacht. Ero di stanza in Polonia. Poi, quando la Russia ha attaccato, c'è stata la ritirata, nell'inverno a cavallo fra il 44 e il 45. Sono andato a Dresda, poi a Berlino, da Berlino a Monaco e poi fino a Udine. Il mio amico è nato a Volgograd. No, quei cosacchi non ha niente a che fare. A Volgograd suo padre era, si vede, filo zarista, era un rettore dell'università in questa città. Sono stati a prenderlo, l'hanno portato via e non l'hanno più visto. Dopodiché sono venuto a prendere i familiari dopo qualche tempo. Li hanno portati vicino al Caucaso, in un campo di concentramento dove erano anche i cosacchi. Dopo altro tempo sono arrivati i tedeschi e li hanno liberati e li hanno portati a Berlino in un campo profughi, che eravamo già nel 1942 mi sembra. A Berlino è rimasto 2 anni, dopodiché li hanno mandati qui in Carnia. In febbraio, siamo nel 45 e il conflitto che ha insanguinato la terra sta volgendo al termine, arriva in Carnia il cosacco più famoso del mondo. È l'atamano Krasnov. Arriva da Parigi, dove si è rifugiato dopo l'avventura della controrivoluzione russa, e vi ha portato la sua nostalgia e il suo gusto rétro. A Parigi Krasnov stila i suoi romanzi. Sono romanzi popolari, di impianto ottocentesco. Nello stesso periodo, nella stessa città, altri emigrati di lusso, altri romanzieri, Hemingway, Henry Miller, Gertrude Stein, sono alla ricerca di uno stile e di una scrittura che diano voce all'inquietudine dell'uomo del XX secolo. Sono 2 mondi che non potrebbero essere più distanti. Krasnov, nel suo libro più famoso, Dall'Aquila Imperiale alla Bandiera Rossa, raccontando le vicende del generale Kornilov, suo compagno d'armi, ripercorre la storia della guerra civile russa.
ha intuito che la seconda guerra mondiale è il proseguimento ideologico di quel conflitto e si lusinga di tornare in campo alla grande. 25 anni dopo essere stato sconfitto assieme alla sua parte, è sedotto dall'idea di diventare la chiave per aprire le porte a un nuovo assetto politico della Russia. Secondo i piani del Reich, la Russia avrebbe dovuto diventare un mosaico composito di piccoli stati, in cui anche i cosacchi avrebbero avuto una loro nazione. A 76 anni, l'Atamano Krasnov è un passato movimentato e da leggenda. È stato cronista nel 1904 del conflitto fra Russia e Giappone. Ha comandato un glorioso corpo di cavalleria nella Prima Guerra Mondiale ed è stato insignito della Croce di San Giorgio. La sua biografia, cui lui stesso ha fornito una confezione accurata, è per i cosacchi già insediati in Carnia un pegno della fiducia che il Reich ripone nell'operazione Kosakenland in Italien. Anche agli inglesi il vecchio Atamano è noto. Alexander, il feldmaresciallo che è capo delle operazioni alleate nel teatro del Mediterraneo, ha combattuto al suo fianco, dalla parte della controrivoluzione. L'operazione era stata voluta dall'allora ministro della guerra britannico, Winston Churchill. Gli attori sono gli stessi, ma non indossano più gli stessi abiti di scena. All'incirca nel periodo in cui Krasnov arriva in Carnia, accompagnato dalla moglie, la principessa Lidia, e si insedia con la sua guardia d'onore e una piccola corte a villa di Verzegnis, in Crimea, a Yalta, si incontrano Stalin, Churchill e Roosevelt. Sono gli uomini più potenti del momento e sono lì per decidere i futuri assetti del mondo. Anche Alexander partecipa alla conferenza, anche lui è dalla parte giusta dello schieramento. È possibile, anche se non è riportato nell'agenda ufficiale, che a Yalta si parli delle modalità di restituzione dei prigionieri di guerra. In questo caso Stalin avrebbe avuto la consegna dei suoi traditori, persone come Krasnov, con cui deve fare i conti dal 1920, dalla controrivoluzione, ma anche i traditori di data più recente, quelli che sono passati dalla parte dei nazisti dopo l'attacco inaspettato di Hitler del 41. In ogni caso, i cosacchi sono nel mirino. In Italia la liberazione da parte degli alleati comincia nell'estate del 43. Al primo sbarco in Sicilia, la direzione dell'operazione è di Alexander, seguono quelli di Salerno e di Anzio e la conquista dell'Italia meridionale. I tedeschi si ritirano su una linea a nord di Napoli, teatro della resistenza nazista, e l'abbazia di Monte Cassino, che viene abbandonata dopo 5 mesi di tenaci combattimenti. Le truppe del Reich, ripiegando, abbandonano tutta l'Italia centrale. Dall'estate del 44 sono arroccate sulla linea difensiva dell'Appennino, la linea gotica. L'Italia settentrionale è tutta sotto occupazione tedesca. Es spricht der Führer. In Carnia, il quartier generale della dominazione è Palazzo Rinussio, dove trova posto anche lo Stato Maggiore cosacco. Acrobazie e impetuose cariche di cavalleria eseguite da un reggimento di cosacchi che si è schierato con le truppe. Sembra che le forze di occupazione confidino nelle famose armi segrete di Hitler. In alternativa, pensano, qualora dovessero ripiegare, di arroccarsi in difesa ad oltranza sull'Alpenfestung, la fortezza delle Alpi. In aprile la situazione precipita. Il 21 il fronte appenninico, la linea gotica, crolla. Il 29 aprile a Caserta viene firmata la resa incondizionata per il teatro del Mediterraneo, quindi per l'Italia intera, compresi Friuli e Carnia. Arriviamo al termine, primi di maggio, partenza, le cose precipitano, a un certo punto viene il momento della partenza. Verso la fine la mamma di Boria venne con Boria a trovarci in questa casa e ci chiese di nascondere Boria, di tenerlo fino alla fine della guerra e lei poi sarebbe tornata a riprenderselo. E naturalmente noi di buon grado accettammo questo invito, mia madre ben felice, si era creato, come ripeto, un rapporto poi con mia mamma felicissimo. Se non che l'indomani venne il maggiore Rostikov, il papà, a chiedere scusa della debolezza di sua moglie e dicendo che il figlio era un cosacco e come tale avrebbe dovuto seguire il destino dei cosacchi, qualunque fosse questo destino, qualunque fosse stato
il destino dei cosacchi. E in quell'occasione Boria mi portò il suo pugnale d'argento. Era così, a ricordo. Io mi ricordo che piansi, lui invece era molto fiero di questo padre che veniva a rivendicare il diritto del figlio di vivere fino in fondo questa tragedia cosacca, quella che si immaginava sarebbe stata poi la tragedia cosacca. Con la pioggia, la neve, il traffico si è intensificato, vedevamo passare questi carriaggi che ci facevano anche un po' pena per il loro contenuto umano, vecchi e bambini che morivano e venivano addirittura seppelliti al di qua e di là della strada. Vedevamo che ormai per loro, e si rendevano conto anche loro, che ormai il Cosachenland praticamente era finito. In quella sera è venuta anche la neve, quasi quasi misericordiosa la natura, la provvidenza, che ha fatto in maniera che partissero con i loro carri senza far rumore. Erano arrivati facendoci paura e si disperdono loro con tutti gli altri, un dopo l'altro nei loro carretti, e se ne vanno verso il loro destino purtroppo segnato dal dolore, dalla strage. Mentre si sta preparando la ritirata, a Ovaro avviene un fatto grave. I cosacchi della piazzaforte, sembra, sarebbero disposti ad arrendersi ai partigiani dell'Ausoppo, non a quelli della Garibaldi. I cosacchi sono anticomunisti, ed è noto. Ma il Comitato di Liberazione Nazionale pretende che la capitolazione sia data ad entrambe le formazioni. Una presa di posizione poco comprensibile a più di 50 anni di distanza, motivata dal disorientamento del momento e forse dalla volontà di fregiarsi di una resa prestigiosa che poteva essere spesa in chiave di legittimazione politica futura. C'era stata una specie di accordo prima, mi è stato raccontato, fra uno rappresentante dell'Ausoppo e il comandante sia tedesco che cosacco di Ovaro. E secondo questo racconto, sono qui i dati, no? Loro due erano d'accordo di arrendersi ai partigiani dell'Ausoppo, ma quando hanno saputo, e sarebbe tutto sommato pretesa del Comitato di Liberazione Nazionale di Ovaro, che la resa doveva essere data sia all'Ausoppo che alla Garibaldi, questi hanno sparato. All'Ausoppo si sarebbero resi, all'Ausoppo Garibaldi non avrebbero voluto arrendersi. Io ero su a Mione con una quindicina di partigiani che avevo fatto l'inverno su al Col Gentile, no? e nella stalla di Mione. E allora mi hanno ordinato di venire giù perché per le forze armate devono essere presenti. No care, non vengo io a farmi inghiottire lì dentro per farmi ammazzare, perché ricordatevi questo, loro sono in ritirata perché si sapeva già che era la ritirata, no? Il nemico in fuga, Ponti d'Oro, ricordatevi. Allora mi hanno mandato l'ultimatum, o vieni e noi ti facciamo fucilare. Si presentano davanti all'albergo e quando questo Nauzico vede il fazzoletto rosso, perché Furore era venuto giù in base all'ordine che aveva ricevuto dal Comitato di Liberazione, da questi ingegneri, e quando ha visto un rosso, insomma, si è affacciato, c'era un poggiolo lì, e ha tirato giù una bomba a mano. A un certo momento si sente dire che stanno salendo da Villa Santina i cosacchi, no? Io speravo, anzi mi ero illuso che alla stretta di Muina ci fossero da una parte e dall'altra i reparti Ausoppo e Garibaldi che avrebbero chiuso il passaggio per i cosacchi che venivano da Villa Santina e avrebbero raggiunto Ovaro.
Ma mi illudevo, quella stretta non era stata affatto chiusa e i cosacchi avanzavano. I russi sono partiti verso il passo di Monte Croce, coi carri, coi cavalli, dromedari, avevano un po' di tutto. E questi qui sono rimasti qui e non volevano andare anche loro, piangevano. Addirittura mi ha detto mio papà dopo, no, io non è che mi ricorri. E fino a che mi ha detto Vladimir, guarda che tuo papà ha cominciato a battere i pugni sul tavolo, quando vedeva che eravamo indecisi se partire o restare, no? Le ha convinti a rimanere, malgrado le minacce che aveva mio papà dai partigiani, perché diceva tutti sono andati e solo il signor Maurizio che ha ancora i cosacchi in casa, no? E sono arrivati gli alleati e mio papà li ha consegnati loro. Quando i cosacchi incominciarono a preparare la ritirata attraverso il passo di Monte Croce Carnico, il comandante delle dogane Windisch, che allora era responsabile del confine, informò dell'accaduto le autorità competenti, ovvero i suoi superiori, che erano amministrativamente la città di Salisburgo e militarmente il Gauleiter Rainer. Rainer disse che i cosacchi non potevano attraversare il passo, bisognava farlo saltare. I cosacchi avrebbero dovuto passare per Tarvisio. In questo modo la Wehrmacht e la direzione politica avrebbero guadagnato tempo. Nei giorni seguenti, infatti, sarebbero state lanciate le potentissime bombe V sulle città di Londra, di New York e su altre grandi città, e la guerra sarebbe automaticamente finita. Ma il commissario Windisch disse invece no. Non ci sarà nessuna esplosione. Il passo sarà accessibile perché ci sono centinaia di migliaia di soldati a sud del passo di Monte Croce Carnico e tutti vogliono tornare a casa attraverso il passo. Non sapremo mai se questa risoluzione del comandante austriaco delle dogane Windisch, decisa a fin di bene, non sia stata invece fatale al destino dei cosacchi. Di fatto, nei primi giorni di maggio, questi occupatori della Carnia, alcune decine di migliaia di persone, vettovagli e animali, si mettono in cammino, con i carri o a piedi, nella neve e nel freddo. Naturalmente i tedeschi hanno avuto la precedenza. E se sopraggiungono convogli della Wehrmacht in ritardo, la carovana cosacca deve farsi da parte, mentre i calessi si incastrano l'uno con l'altro. Ci sono molte donne con i bambini, alcune sono incinte, e vecchi con i fagotti che si trascinano a stento, scivolando sui cigli innevati del passo. È stato difficile attraversare il passo. C'era ancora la neve sul passo di Monte Croce Carnico. Ma sa, quando uno si trova in una situazione di bisogno, non c'è nulla che non si possa superare. È terribile. Se ti guardi intorno, ti viene da piangere. Quando non hai acqua fresca per lavare i bambini e i vecchi non possono camminare, quelli che non riescono più a camminare li devi lasciare là. Non puoi dire nulla per consolarli. Sono loro i primi a chiederti di ucciderli. Der Mund von Novocherkassk
Mio marito era di Novocherkassk del Don. È arrivato con i militari attraverso il passo di Monte Croce Carnico. Tutti sono arrivati con i militari tedeschi, tutti i cosacchi, fino a Oberdrauburg e oltre. È arrivato nel 1945, naturalmente. La carovana cosacca impiega alcuni giorni per arrivare attraverso il passo di Monte Croce Carnico, il Plöckenpass, al confine austriaco. La frontiera è presidiata da militari che hanno l'ordine di lasciarli passare. Subito sotto c'è la valle della Drava, verde nel maggio incipiente e però sconvolta dalle devastazioni della guerra. Molti gli edifici bombardati e la campagna battuta da soldati tedeschi sbandati e dai loro ex collaborazionisti. I cosacchi a gruppi, a cavallo e con i carretti si mettono a girovagare in cerca di cibo e si accampano ovunque capiti. E mi ricordo molto bene. È un'immagine che mi è rimasta impressa dentro, di come improvvisamente, alla fine della guerra, 2 settimane dopo circa, la carovana è arrivata e i cosacchi si sono accampati vicino alla nostra fattoria. C'era una spianata e loro si sono fermati là. Hanno piantato le tende. C'erano donne, bambini e carri, centinaia di loro, e i cavalli. Il campo all'improvviso si è popolato di gente, brulicava. Venivano dai contadini ed elemosinavano qualcosa da mangiare. C'erano 2 fattorie lì vicino. Sono venuti da mia madre, le hanno chiesto di cuocere il pane. Venivano spesso a chiedere piccoli favori. Tenevano le granate negli stivali e noi eravamo terrorizzati dalla paura. Erano armati fino ai denti. Erano delle persone fantastiche. È stato detto che rubavano, ma se hai fame sei costretto a rubare. In fondo anche gli uomini della Wehrmacht rubavano. So war es auch bei der Wehrmacht, nicht? Ja. In der Not frisst der Teufel. Quando si è pressati dal bisogno si dimenticano le buone maniere. Per 3 settimane, anzi per 2 settimane, la situazione rimase tranquilla. Poi la terza settimana sono arrivati gli inglesi, la forza di occupazione inglese. Quando le formazioni militari inglesi entrano in Austria, la situazione nella vallata della Drava è nel caos e al limite dell'esplosione. Ci sono soldati armati allo sbando, mescolati a civili disorientati e in fuga. 100.000 persone che non hanno da mangiare e vivono di espedienti. In mezzo a loro, spostati e violenti, hanno ampi margini di manovra. Garantire la sicurezza militare e la protezione della popolazione civile è un compito urgente che spetta al colonnello Malcolm, capo dell'8° reggimento scozzese degli Argyll and Sutherland Highlanders. È il militare più alto in grado fra le forze di occupazione alleate. Il controllo del territorio e il trattamento che sarà riservato a civili e militari dipendono da lui. Il colonnello Malcolm decide di riunire i cosacchi in campi chiusi con il filo spinato. È un primo provvedimento operativo, ordinario e quasi dovuto, che dà inizio a tutto. Alle volte succede che un evento cominci quasi in sordina e poi prenda a muoversi sempre più velocemente, approdando a conseguenze così crudeli e inaspettate da far pensare che alle spalle ci siano disegni più grandi e sfuggenti. Alcuni anni fa il conte Nikolai Tolstoi, parente del grande scrittore, accusò Lord Eldington, ex ministro inglese che all'epoca dei fatti era nello staff del comando alleato in Austria, di aver colpevolmente manipolato alcune comunicazioni militari e aver così causato la consegna dei cosacchi ai russi. Ne seguì una causa. Per la perizia storica di parte di Lord Eldington, che vinse la causa, fu incaricato Robert Knight, docente di storia presso la Marlborough University. Nikolai Tolstoi riteneva che alle spalle di Lord Eldington ci fossero le trame ambigue ed elusive degli accordi di Yalta. Nella conferenza di Yalta ci si accordò sul fatto che i prigionieri di guerra alleati, liberati da un altro esercito alleato, sarebbero stati rimpatriati. Gli accordi di Yalta erano basati sulla finzione di un'equivalenza fra Est e Ovest riguardanti i prigionieri di guerra.
Le potenze occidentali potevano assicurare chiaramente che i propri prigionieri di guerra volevano ritornare in patria. Di fatto, l'Occidente voleva disperatamente avere di ritorno i propri prigionieri di guerra prima possibile. Non desiderava alcun ritardo e non voleva che fossero usati in alcun tipo di gioco politico come avrebbe potuto fare Stalin. Evitare un braccio di ferro politico. Evitare che Stalin potesse fare un uso politico dei prigionieri di guerra. Il rischio era grosso. Nella Polonia, allora sotto occupazione dell'Armata Rossa, c'era il gran numero dei campi di prigionia tedeschi. La maggior parte dei soldati inglesi e francesi caduti prigionieri dei nazisti si trovavano lì. Questi soldati, presi in consegna dall'Armata Rossa, erano ora un forte pegno in mano a Stalin. Penso sia corretto dire che non c'era una volontà da parte dei governi occidentali di affrontare la realtà, che il destino di molti di questi prigionieri sarebbe stato molto spiacevole. Alcuni dei primi prigionieri di guerra sovietici erano stati posti di fronte alla scelta di morire o essere reclutati nella organizzazione Todt e di lavorare per la difesa e la fortificazione in Francia. Penso che fosse una scelta impossibile e obbligata. Certamente nessuno nella nostra generazione ha il diritto di condannarli o criticarli. Di fatto, anche in queste circostanze, furono considerati dei traditori dal regime sovietico. Per molti prigionieri di guerra, collaborare era stata una scelta che segnava la differenza fra la vita e la morte. Ma i cosacchi si erano spinti più in là. I cosacchi che si trovavano ora nel lager di Pegetz, arrivati dalla Carnia, si erano battuti al fianco dei tedeschi in molte campagne. In Friuli avevano partecipato alla repressione della regione. C'era il nuovo ordine nazista da imporre e in esso avrebbero avuto un ruolo accanto alla razza dei signori, signori anch'essi di una terra che non era la loro, la Carnia, trasformata in terra cosacca, la Kosakenland in Italien. Il peso di questa alleanza e del disegno politico che ne era alla base era schiacciante. Churchill, nell'annunciare alla popolazione delle isole britanniche l'alleanza con la Russia di Stalin, aveva affermato: il passato, con i delitti compiuti dai comunisti, impallidisce in paragone a quello che adesso fanno i nazisti. Perciò distruggeremo il dittatore germanico con risolutezza. Chiunque è contro Hitler è con noi e chi è con Hitler sarà nostro nemico. Il contesto più a lungo termine è la Seconda Guerra Mondiale e il fatto che nel bene o nel male la Gran Bretagna e la Russia combattevano dalla stessa parte per sconfiggere la Germania nazista e i suoi alleati. Nella prospettiva occidentale, questo significava che la leadership politica e militare britannica doveva chiudere un occhio sugli aspetti sgradevoli del regime sovietico e sul modo in cui il regime sovietico trattava i suoi cittadini. Le distruzioni portate dai nazisti in Gran Bretagna, con il territorio bombardato incessantemente, erano state devastanti. Dal nome della città inglese di Coventry era stato coniato un nuovo vocabolo, coventrizzare, per indicare un bombardamento a tappeto sistematico e selvaggio. 6 anni era durata la guerra degli inglesi con il nemico tedesco. Di questi, i primi 2, mentre l'Europa era quasi tutta in mano a Hitler e ai suoi alleati, erano stati anni di resistenza disperata e solitaria. Ci si poteva francamente aspettare che dopo tutto e dopo aver faticosamente risalito l'Italia, i soldati dell'8ª Armata prendessero le armi e rischiassero la vita per difendere dei cosacchi irriducibili e fanatici, ex collaborazionisti del Reich, nemici fino al giorno prima? Hanno sempre nascosto tutto.
Negli ambienti militari è così. Fino alla fine non ti dicono nulla. Non si sa se vogliono liberarti o se invece ti fucileranno. Questa situazione è durata 2-3 settimane. Queste immagini di ordinaria quotidianità dietro un filo spinato ci ricordano che a guerra finita una pacificazione era di là da avvenire. L'Austria, nel maggio del 45, era un crocevia di eserciti sospettosamente alleati. A nord c'era l'armata rossa che aveva occupato Vienna. Il nono corpus di Tito a sud-est teneva Klagenfurt e reclamava l'annessione della Carinzia austriaca. I britannici erano nella valle della Drava. C'era tensione, una tensione che minacciava di esplodere. Per avere mano libera era opportuno che gli inglesi si disfacessero quantomeno dei prigionieri di guerra che erano in loro custodia. E allora, in quest'Austria che minacciava di diventare un crocevia di massacro, i responsabili dell'unità britanniche e di quelle russe si incontrano per perfezionare i modi della consegna dei cosacchi che i russi reclamano. Gli inglesi fecero allora circolare ad arte una diceria nel campo, quella di un'imminente emigrazione dei cosacchi in Canada o in Africa, quali truppe scelte destinate a compiti militari e di sorveglianza. E poiché i cosacchi erano in possesso, ne erano stati provvisti dai tedeschi, di armi le più disparate, quelle abbandonate e requisite sui tanti campi di battaglia di 6 anni di guerra, era urgente la consegna di tutte le dotazioni militari in vista di un riequipaggiamento unitario. Il passo successivo era quello di allontanare gli ufficiali dal resto della popolazione. Fu comunicato quindi ai capi che erano attesi a convegno da Alexander in persona a Judenburg, un luogo non distante da Lienz. Il 28 di maggio, quasi 1500 ufficiali, e molti indossavano le vecchie uniformi zariste di gala e le medaglie al petto, vennero divisi in piccoli gruppi e caricati sui camion inglesi, sotto scorta serrata del 1° reggimento Kensington, comandato dal colonnello Breyer. Alcuni si sono buttati giù dal camion durante il tragitto, oppure si sono uccisi. Altri si erano uccisi con un colpo d'arma da fuoco prima di salire sui camion. Altri erano ancora talmente agitati che sono usciti di senno. E il giorno dopo è toccato a noi. Avevano pianificato tutto per bene. Sono arrivati i carri armati, i soldati con le baionette. Abbiamo cominciato a fare lo sciopero della fame. Poi abbiamo preso una decisione, perché ci attendevamo che gli inglesi ci massacrassero da un momento all'altro. Alcuni di noi hanno deciso di tentare il tutto per tutto. Per questo c'era la scritta: preferiamo morire qui che andare in Russia. Abbiamo capovolto la cisterna della cucina da campo e ci abbiamo scritto sopra in inglese, in tedesco e in russo che saremmo morti di fame piuttosto che tornare in Russia. Ma non è servito a nulla. Erano gli inglesi che fornivano il vitto. Si ripresero la cisterna e la spostarono in un altro punto con le vettovaglie. Quando abbiamo visto che non era servito a nulla, abbiamo diviso tra di noi quello che avevamo. Quella sera stessa gli inglesi sono tornati e hanno spostato tutto. Le cose sono andate avanti così per 14 giorni. C'erano già i vagoni in attesa. Hanno caricato la gente nelle auto, buttati lì uno sopra l'altro, aiutandosi con le baionette. E chi opponeva resistenza veniva picchiato con il fucile. Hanno continuato a caricarci, a gettarci sui camion. I vagoni erano già lì. Non capivamo dove erano riusciti a trovare tutti quei carri. Non erano vagoni passeggeri, ma carri bestiame. Continuavano a buttarci dentro la gente e quando il vagone era pieno lo chiudevano. Davanti c'era un gruppo di guardie. Volevamo scappare, ma dove potevamo andare? Siamo scappati, siamo fuggiti nei boschi e abbiamo passato tutto un giorno in una cascina. Poi siamo saliti in montagna, speravamo di superare le montagne e di arrivare in Italia.
Aveva raccolto le sue cose e si spostava continuamente di qua e di là, oltre la Drava, sui monti. Poi era da un contadino, mi ha detto che lavorava per lui. Ma gli inglesi andarono a cercarlo. Gli inglesi cercavano i cosacchi dappertutto. Non c'era la possibilità di trovare un ricovero per i miei compagni. La sera siamo tornati indietro. Uno è precipitato, l'ho saputo dopo, e gli altri due sono andati a Salisburgo e non so dove sia finito l'altro. Non ho avuto più alcun contatto. Avevo 18 anni, senza istruzione o quasi. Pensavo di essere l'unico sopravvissuto della mia famiglia. E per quanto riguarda i miei parenti, i russi avevano catturato mio fratello, quello più anziano, e mia sorella, quando erano in Polonia. Li avevano mandati in Siberia. Mia sorella è morta nel 1944 e gli altri... L'altro fratello è morto in guerra, combattendo a fianco della Wehrmacht. Le altre due sorelle erano in Germania e i russi le hanno prese e mandate in Siberia. Io non ho avuto più nessun contatto. C'era la neve. Allora era il mese di maggio. Ma la neve durava più a lungo, anche oltre il mese di maggio. Allora la Drava era in piena. Era più ingrossata del solito. Molti hanno perso la vita cercando di attraversare a nuoto la Drava. Con una corrente così forte era improbabile che uno riuscisse ad arrivare dall'altra parte, anche se tutti noi eravamo bravi nuotatori. La deportazione dei cosacchi semplici, dei civili e delle famiglie cominciò il 1° giugno. I campi di raccolta si trasformarono in campi di battaglia spietati. Non si sa quante persone furono uccise sul posto. Molti si suicidarono buttandosi nella Drava, alcuni con il proprio cavallo e legando al cavallo sacchi di pietre e mogli e figli. Pochi, come i nostri testimoni, sopravvissero alle acque della Drava in piena, alle pattuglie degli inglesi e dei russi che cercavano i fuggitivi e gli scampati per settimane, al loro breve e complicato passato. Furono consegnati alla vendetta di Stalin anche donne e bambini. Finirono nei gulag e nemmeno la metà sopravvisse. Furono consegnati anche coloro che non avevano mai avuto la cittadinanza sovietica. Fra questi l'atamano Krasnov e l'atamano Shkuro, che erano insigniti dell'ordine della giarrettiera di Sua Maestà britannica per aver combattuto negli eserciti bianchi. Penso che molti dei capi cosacchi alla fine della guerra sperarono, contro ogni speranza, che avrebbero raggiunto l'Occidente, che avrebbero avuto il sostegno del mondo occidentale e che l'Occidente stesso li avrebbe aiutati a combattere il regime sovietico. Even that the West would help them fight against the Soviet government. I think well documented that some of the leaders thought that. Penso sia documentato che alcuni dei capi cosacchi pensavano che il feldmaresciallo Alexander avrebbe avuto un occhio di riguardo nei loro confronti, giacché aveva fatto parte delle forze di spedizione che avevano combattuto con gli eserciti bianchi dopo la rivoluzione sovietica. Ancora una volta, penso che questo sia un esempio di quanto lontani fossero dalla realtà e quanto poco capissero l'attitudine di un soldato professionista quale era Alexander. Gli atamani capi furono giustiziati il 16 gennaio 1947 nella Piazza Rossa a Mosca con esecuzione pubblica. Probabilmente impiccati, anche se taluni autori parlano di fucilazione. Semyon Krasnov, il figlio dell'atamano Piotr, morì prima del padre,
pochi mesi dopo essere stato deportato in un gulag. Il nipote Nikolai, che era stato giovane tenente in Carnia, sopravvisse ai campi siberiani. Liberato per l'amnistia decisa da Khrushchev, riuscì ad espatriare in Argentina. Fu ucciso a Buenos Aires, in circostanze misteriose né mai troppo indagate. In fondo, a tutti doveva sembrare abbastanza normale che il nipote dell'atamano Krasnov, lo scrittore popolare e il combattente della controrivoluzione, potesse finire assassinato in qualche modo. Del dramma incomprensibile dei cosacchi sono incomprensibili la ferocia e le sofferenze della guerra quando la guerra è finita. Di questo dramma occultato si ebbe notizia tardi e confusamente nelle vallate della Carnia. In queste vallate, dove erano arrivati come occupanti feroci, combattenti nelle tradotte militari accompagnati da civili, gente estranea, temuta, che aveva portato il caos e la paura e però anche una fragranza esotica. Cosa è rimasto dei cosacchi? E in effetti arrivò Tamara, questa principessa cosacca molto bella, eccetera. Pesava molto col suo ascendente una giovane principessa cosacca, che era lei che teneva le file probabilmente con il mondo inglese. Karlitza mi pare. Una bella signora, vestita di nero. Aveva le mani affondate in un manicotto di pelle di collo. Si chiamava Bronislav. Aveva preso contatto con questa Miriam, era una bella donna. Ho conservato altre cose di Tamara, che per esempio suonava molto bene il pianoforte e tutti gli spartiti ci sono rimasti. Poi quella mattina che lei partì ci lasciò un fazzolettino, un cucchiaino d'argento, alcune cose che le erano rimaste. Era anche considerata un po' una spia, c'è stata poi molta letteratura intorno, molta fantasia attorno a questa donna. Semplicemente perché sapeva diverse lingue, aveva il papà morto in esilio a Parigi. Parlava bene italiano, tedesco, inglese, una donna ovviamente, era con la madre. Che poi ho conosciuto a Tolmezzo, un paio di volte, cioè, bella, gentile, parlava 2 o 3 lingue, parlava anche l'italiano. Sì, erano delle tante così avventuriere di quel periodo. Lei con la madre. Con la madre. Boria era un po' il simbolo di questa tragedia. Io sono andato a cercarlo nel cimitero di Pegev, quello vicino a Lienz. Lì ci sono una trentina di fosse, alcune anonime, e quindi potrebbe anche in teoria essere che lui sia sepolto in una di queste fosse anonime, senza nome. Temo però che, essendo stato un figlio di un ufficiale, abbia seguito un destino ancora più tragico. Cioè temo che non sia finito, cioè in questo caso meglio che non sia morto affogato, ma abbia seguito il padre come ufficiale di grado superiore, credo che sia stato costretto a rientrare in Russia. Ecco, potrebbe essere finito in Siberia, il padre magari fucilato nella Piazza Rossa e Boria finito in Siberia. Boria sosteneva, raccontava che i morti non muoiono, le anime buone, una volta morte, rinascono come girasoli. Infatti la conclusione in fondo del mio libro era un arrivederci a Boria in un mondo pieno di anime buone, cioè pieno di girasoli. Abbiamo fatto il possibile per trattenerli prima del detto di sì, impegnandoci di presentarli ai nuovi arrivati. L'ultimo momento hanno detto che loro partivano.
sono partiti al calar della sera del 1° maggio. Ci siamo salutati, ci siamo baciati, loro hanno promesso che avrebbero dato notizie di loro, ma nessuna notizia è arrivata. Erano arrivati facendoci paura e si disperdono loro con tutti gli altri, un dopo l'altro nei loro carretti, e se ne vanno verso il loro destino purtroppo segnato dal dolore, dalla strage.